Ci colleghiamo con Lega Liguria. Graffione, sei in onda. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi si è abbassata un po' la temperatura, siamo intorno ai 20 gradi, nuvoloso ed è piovuto un pochino anche qui a Genova, ma speriamo nel prossimo fine settimana che sia bel tempo e dicono che però domenica tornerà un po' di pioggia. Speriamo bene, dai. Abbiamo intanto il nostro primo ospite della mattinata in linea, che è il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone, candidato alle prossime elezioni europee. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento mi trovo ad Albissola, provincia di Savona, a breve in stazione, si sente anche il treno che sta passando, a breve in partenza per la provincia di Bergamo. Ho capito. Allora, una campagna elettorale molto ampia territorialmente, perché tu sei candidato ovviamente per il collegio del nord-ovest e hai girato un po' tra Liguria, Piemonte e Lombardia in questi giorni e settimane, ci siamo anche sentiti, tra l'altro proprio ti sentivo molto impegnato, molto contento di fare questa campagna elettorale, ma anche insomma molto stanco, perché è un impegno mica da poco. Lo sai, sì, grazie della domanda. Guarda, stanco va bene, questo ci sta. A girare Piemonte, Lombardia, Liguria e Val d'Aosta per me non è una novità. Dopo tanti anni, una vita, guardavamo l'altro giorno la lista di tutti i candidati del nord-ovest con i colleghi e sono abbondantemente il più anziano di iscrizione alla Lega. Risaliamo ai tempi di ottobre 90. Ho fatto un po' di ricerca e di ricordi e quindi con tutte le battaglie e con tutto il lavoro che abbiamo fatto come Lega nel corso di questi decenni, oggi continuare a girare questo territorio è veramente un piacere. Innanzitutto perché tocchi il territorio, parli con la gente, incontri anche tanti, come dire, vecchi, anziani di Lega con i quali abbiamo condiviso tante battaglie ai suoi tempi e oggi essere ancora qui e proporsi per le elezioni regionali, con quelle elezioni europee, scusate, con quel tipo di trascorso e con quella coerenza che comunque ho sempre voluto mantenere, per me è un dato veramente importante. Non abbiamo mai mollato, noi vecchi della Lega, e non molleremo mai e non stiamo mollando adesso in questo momento elettorale. Quindi se mi ascoltano vorrei proprio salutare tutti gli ascoltatori e anche un riferimento, un abbraccio particolare a tutti i vecchi della Lega, quella che nel corso di tanti anni hanno condiviso con me e abbiamo condiviso insieme tante importanti battaglie per il territorio, per l'autonomia, per il federalismo, per l'importante rispetto. Abbiamo perso. Francesco, ci sei? È passato anche se ci sono, è passato ancora un treno, scusate, sono in partenza. Dicevo, saluto tutti i vecchi della Lega, quelli con i quali abbiamo anche condiviso importanti battaglie, non abbiamo mai mollato e continuiamo a non mollare. Allora, io ricordo che Francesco Bruzzone ha fatto proprio tutta la gavetta politica, tra virgolette, prima consigliere battagliero, consigliere comunale a Genova, poi consigliere regionale della Liguria, poi presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria, poi senatore e adesso deputato. Io veramente mi auguro, e incrociamo le dita ovviamente, prossimo europarlamentare della Lega a Bruxelles. E a proposito di Bruxelles ti volevo fare un po' una domanda, perché quello che veramente mi sta un po' qua sono queste follie, eurofollie dette soprattutto sull'agroalimentare. Ecco, tu ti sei battuto molto su questo tema, insomma, anche la tua campagna elettorale non è stata soltanto riguardo alla caccia, per cui sei noto direi in tutta Italia, ma soprattutto per quanto riguarda l'agroalimentare. Spiegaci ancora una volta un po' il tuo punto di vista su questo argomento. Ma sì, guarda, qui c'è un ragionamento di base. Ognuno di noi per stare a questo mondo ha bisogno di alimentarsi, di bere, di queste cose. Tutto ciò che serve a noi per vivere, per alimentarci, arriva da un mondo
molto ben collocato al di fuori dei grandi centri abitati. Quindi quel mondo che io continuo a chiamare mondo rurale, che è il mondo degli agricoltori, il mondo degli allevatori, il mondo della gente che vive e opera e lavora, quindi fa anche economia nell'interesse di tutti noi che poi alla fine andiamo a usufruire di questi prodotti, è un mondo che merita un trattamento diverso dall'Europa a livello generale, ma lo meritiamo anche noi che siamo i consumatori di quei prodotti, perché dobbiamo respingere queste robe che ci arrivano dall'Europa, ma ce l'hanno scritte in modo chiaro anche dal punto di vista dell'agroalimentare, che non solo è il problema dei prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo e che sono stati coltivati con dei sistemi che portano verso un degrado, anche una scarsa qualità dell'alimento, quindi uso di prodotti anche chimici che in Italia ad esempio non sono consentiti, ma anche queste innovazioni strane, no? La famosa carne chimica fatta in provetta, ma dove ci porta la carne cric? Perché le mucche inquinano, perché dobbiamo diventare così, perché così non abbattiamo gli animali e quindi prevale anche l'aspetto del vegano che sta ma per l'amor del cielo, qui siamo tutti liberi, e lo dico in modo particolare a Radio Libertà, liberi di fare qualsiasi cosa, liberi anche di essere vegani, quello che vogliamo, ma non possiamo arrivare a delle imposizioni europee che viaggiano dalla carne chimica piuttosto che alla farina di insetti, a quelle porcherie che noi dobbiamo respingere. Quindi la battaglia è non soltanto l'impegno, ma anche la determinazione che è necessario avere oggi, domani, nella nuova Europa, è quella di respingere completamente, di cancellare questo sogno green che io considero politicamente demenziale, che ci porta verso una deriva anche del nostro modo di essere, di vivere, di alimentarci. Ma tenendo presente, parlando di green, scusami, volevo fare una riflessione, che poi quelli che curano il territorio sono proprio i contadini, gli allevatori, ma anche i cacciatori, tengono pulito il bosco, sì, vanno in giro, certo. E i cercatori di funghi, voglio dire, non mi sembra, mi sembra che i più attaccati al territorio e all'ambiente sono proprio loro. O mi sbaglio, tu che conosci bene il settore, Francesco? Ma guarda, fermo restando determinate regole che devono esserci, no? Perché non possiamo andare a costruire i grattacieli sulle montagne, in mezzo al verde, in mezzo alle zone ambientalmente pregiate. Questo è un dato ma poi alla fine il mantenimento del territorio rurale lo fanno le persone che ci vivono, che ci lavorano e che hanno interesse a che quel territorio rimanga sano, integro anche dal punto di vista ambientale, perché un territorio che va verso il degrado non produce nulla di buono dal punto di vista agricolo, nulla di buono dal punto di vista anche della biodiversità, no? Oggi l'ambientalismo e la gestione faunistica portano molto a parlare di biodiversità che deve essere tutelata nel modo migliore, ma per essere tutelata ha bisogno di essere gestito. Il mondo dell'ambiente naturale, abbandonato a se stesso, va spesso e volentieri verso degli squilibri vegetazionali, faunistici, eccetera, nei confronti dei quali l'uomo deve intervenire. Ecco, qui c'è l'altro tipo di impostazione dal punto di vista della gestione dell'ambiente che è un po' diversa rispetto a quello che ci propina l'Europa e determinate forme di estremismo ambientalista che ci porta completamente distanti da quella che è invece la corretta gestione anche dell'ambiente naturale. È noto che io sto dalla parte di chi vive l'ambiente naturale perché credo che l'uomo faccia parte della biodiversità e debba avere un ruolo importante per il mantenimento corretto di questo equilibrio ambientale che è interesse di tutti quanti. Ecco Francesco, allora ti dobbiamo lasciare perché abbiamo già il nostro secondo ospite in attesa e ti volevo dire, dunque, adesso mi hai detto che stavi prendendo il treno a Bergamo, dove vai adesso? Sì, adesso vado in Val Seriana, ma non è soltanto un discorso di campagna elettorale, è proprio un discorso di presenza importante e forte sul territorio. È chiaro che c'è il richiamo elettorale e quindi i candidati fanno il loro mestiere, ma il mio richiamo, la mia attenzione è proprio da ligure, lombardo, piemontese, valdostano, perché io mi sento completamente inserito nel mondo della Lega, come è nata e come si è mantenuta fino ad oggi. È chiaro che in questo contesto il forte richiamo va sul voto politico dato alla Lega, quindi su questa croce importante che nel collegio del Nord-Ovest è il primo partito in alto a sinistra
della scheda e poi vicino il voto di preferenza, quindi in questo caso tutti sanno che mi chiamo Bruzzone, quindi lavoriamo su quello. Va bene, allora buona campagna elettorale, buon viaggio e ci sentiremo giovedì prossimo per commentare i risultati delle elezioni europee. Grazie, buona giornata a tutti e tanta libertà a tutti. Ciao, grazie, ciao Francesco, grazie ancora al nostro deputato ligure e candidato alle elezioni europee di sabato 8, domenica 9, Francesco Bruzzone. Passiamo adesso, come dicevo poc'anzi, al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro assessore del Comune di Genova, Francesca Corso. Francesca Corso, che è anche il nostro segretario provinciale della Lega qui a Genova. E qua volevo sentire un po' com'è la situazione per le prossime elezioni europee e anche amministrative, perché si vota in diversi comuni della nostra regione. Ciao Fra, ci sei? Sentiamo se è già in linea la Francesca. Ci sono, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Ciao Francesca, dove ti trovi in questo momento? Oggi devo dire la verità, complice un po' il mio stato di questo momento, sono a lavorare da casa, questo non è la mia sesse ponente, però insomma... Stato di gravidanza, ti avevamo già fatti gli auguri qualche settimana fa, e allora io volevo parlare un attimino delle elezioni con te, perché avevamo proprio Bruzzone come primo ospite della mattinata, Bruzzone che insieme all'altra candidata, la nostra civica indipendente, che fa parte tra l'altro della lista Bucci, del gruppo di Bucci in comune, Lorenza Rosso, ma si candida per le prossime elezioni europee nella lista della Lega, e il nostro segretario ligure Edoardo Rixi, raffigurati in un cartellone elettorale e messo però a testa in giù. Quello che è grave, cosa è successo? Perché è grave particolarmente? Perché è successo proprio su un bus dell'AMT, cioè la linea urbana dei mezzi pubblici qui a Genova. È rimasto il cartellone con i 3 a testa in giù, è rimasto così per una giornata tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, poi chiaramente è stato messo a posto. Ecco, questi odiatori che la fanno per la padrone non soltanto sul web, cosiddetti leoni da tastiera, ma anche concretamente, diciamo per strada. Tu come li vedi, Francesca? Beh, intanto permettimi di dire che quella segnalazione è arrivata intanto dai nostri consiglieri municipali, che si sono accorti subito di questo fatto abominevole per le strade di San Pierdarena del municipio centro-ovest. Me l'hanno segnalato e io l'ho segnalato immediatamente perché insomma qualcuno forse anche in maniera ingenua ha pensato è stato soltanto un errore. Però è chiaro che questo non si può trattare di un errore, perché un autobus viene visto da centinaia di persone tutti i giorni, addirittura all'ora, nel senso che insomma è molto semplice rendersi conto di questo eventuale errore in pochi secondi. Quindi probabilmente c'è stata anche un po' di faziosità da parte di qualcuno, e questo, come giustamente dicevi tu, non è stato l'unico episodio nel quale la Lega è stata vittima di vandalismo piuttosto che di grande violenza, che per fortuna non è sempre solo quella fisica, ma anche quella verbale, quella psicologica rivolta nei confronti dei nostri candidati. È successo nella nostra città, sta succedendo ovunque, succede purtroppo in tutto il paese da tanti anni. Prima si diceva perché la Lega fa paura, ora si dice perché la Lega in qualche modo esprime sempre delle opinioni che possono essere impopolari per qualcuno. Il tema reale è che questa parte di sinistra, che in Italia viene definita appunto quella democratica, comunque in qualche modo è quella che si erge a palatina di anarchici e giovani che, con la scusa di poter in qualche modo manifestare le proprie idee, riescono sempre ad essere violenti. In Italia appunto è una parte preponderante di quella che in qualche modo è una fazione violenta nel nostro paese a livello politico. Noi ci difendiamo, non ci fermiamo, i nostri candidati, l'hai detto tu, Lorenzo Rosso per la parte civica del nostro partito, ma soprattutto Francesco Bruzzone
sono persone scafate, abituate anche a questo terribile odio perché facenti parte del centrodestra. Fuzzone poi sono 34 anni che milita nella Lega, sa perfettamente quanto sia difficile tante volte poter esprimere in maniera libera le proprie idee. Però non ci fermiamo, perché noi siamo molto convinti di fare del bene, di operare nel buon senso, nel rispetto totale delle idee di tutti, e quindi questa gente vada avanti pure così finché comunque verrà permesso, perché poi in uno Stato libero bisognerebbe che poi magari quella stessa magistratura che si accanisce tanto in certe occasioni con la politica si accanisse un pochettino di più a difesa appunto delle idee anche del centrodestra. Allora, Rixi, Bruzzone e Rossa a testa in giù, ma la Lega non molla mai e resistiamo. Voltiamo pagina e andiamo un attimino sul locale, perché c'è una notizia che è uscita ieri sui giornali online, anche sui quotidiani di oggi, che hai segnalato te insieme al nostro vice capogruppo regionale Sonia Viale, cioè l'ennesimo incidente che purtroppo ha avuto come protagonista un bambino, come vittima un bambino che è stato azzannato, un bambino di soli 2 anni, tra l'altro, pensate, che è stato azzannato da un cane nel quartiere popolare del CEP di Genova Pra. Voglio ricordare che Francesca Corso è anche assessore al benessere degli animali del comune di Genova. Ecco, tu insieme a Sonia Viale avete dichiarato ieri che bisogna un po' adesso mettere in concreto questa storia del patentino per i proprietari dei cani, un provvedimento che tra l'altro è già stato adottato da altri comuni in Italia, mi risulta, Francesca. Sì, allora io faccio una premessa che credo sia doverosa, che prima ancora del patentino penso che sia necessaria una bella botta di educazione a tutti i proprietari, perché il regolamento del Comune di Genova, come tanti altri regolamenti in Italia, prevede che sia obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio per i cani per strada, sia che si tratti di un barboncino o di un pincher, sia che si tratti, a maggior ragione, permettimi di dire, di un pitbull o di un rottweiler. Quindi un cane libero che passeggia per strada liberamente con il proprio padrone che dice ma non ha mai fatto nulla, è un cane che in quel momento sta agendo, ovviamente non per colpa sua, però fuori da quella che è il regolamento e dunque la legge. Di conseguenza, innanzitutto basterebbe rispettare tante volte il regolamento appunto del nostro comune per far sì che tanti episodi non succedano. E questo è appunto un punto di partenza. Poi il discorso del patentino è un plus, nel senso che mi piacerebbe tanto che all'interno del comune di Genova si potesse appunto adottare questo tipo di provvedimento. È chiaro che è necessario uno stanziamento di risorse che in questo momento, devo essere sincera, non abbiamo, perché comunque ha un costo, e soprattutto perché questo patentino vorrei che fosse fatto in una maniera anche forse migliore, mi viene anche da dire con un po' di presunzione rispetto a tanti altri comuni, perché penso che la gestione di un cane complicato come può essere un pitbull o rottweiler, che io non voglio pensare siano cani cattivi, non lo sono, però sono cani che se gestiti male chiaramente possono essere delle vere e proprie armi anche letali. Quello di ieri è stato l'ennesimo episodio che sentiamo in questi mesi, riguarda le aggressioni soprattutto ai danni di bambini, ma non soltanto. E quindi questi cani devono essere necessariamente gestiti nella maniera migliore possibile, quindi bisogna vedere che sono cani grandi, molto forti, e che sono cani che vanno addestrati e comunque educati in una certa maniera. Quindi il patentino vuole essere comunque trasparente per chi pensa di prendere un cane soltanto per moda, per poterlo coccolare e mostrare senza però poi essere in grado di gestirlo. E anche un aiuto appunto per imparare quale sia la corretta gestione. È chiaro che però laddove è stato già adottato il patentino spesso viene gestito soltanto con delle lezioni online, con delle parti teoriche, ma sono convinta che sia necessario anche in qualche modo una parte pratica appunto con dei comportamentalisti, dei veterinari, degli educatori cinofili che appunto dicano quali siano i corretti comportamenti, che cosa sia giusto evitare e che cosa sia giusto fare. Quando riusciremo a farlo penso che sia giusto. A margine di questo comunque il Comune di Genova su mia richiesta si sta adoperando anche per attivare una campagna di comunicazione che in qualche modo voglia fare un po' di prevenzione rispetto a quelle che sono le adozioni inconsapevoli. Ci sono purtroppo tante persone che intanto acquistano cani e non li adottano, ma acquistano cani di razze importanti come quelle magari citate poco fa, senza essere in grado appunto di gestirle,
facendo sì che dopo pochi mesi questi stessi cani si ritrovino all'interno di un canile. Quindi ci sono degli abbandoni dovuti alla mancanza di capacità di gestione di un cane, oppure, nella peggiore delle ipotesi, dei cani che vengono magari tenuti, però gestiti male e che poi appunto portano a delle aggressioni ai danni di piccoli o adulti, poco cambia. Anzi, vabbè, è chiaro che i piccoli sia ancora peggio, però insomma ci sono una serie di comportamenti che vanno purtroppo, dico purtroppo perché si dà per scontato che la gente magari correttamente ci pensi da sé, ma in realtà appunto che anche qui le istituzioni è giusto che intervengano per poter far sì che si eviti sempre la tragedia e che in qualche modo appunto anche a beneficio del cane si vada a insegnare che cosa sia giusto fare. E quindi appunto ieri ci siamo mobilitati in questo senso insieme a Sonia Viale, la consigliera regionale, come giustamente dicevi tu, e speriamo davvero che da una parte si riescano a trovare delle risorse per questo patentino, quindi ben venga che la regione si sia interessata in questo senso, dall'altra che le persone adottino sempre più comportamenti di buon senso nel rispetto dell'animale e nel rispetto degli altri. Benissimo, ti ringraziamo, dobbiamo chiudere, siamo veramente al limite, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Fra. Grazie Fabri, un abbraccio a tutti, grazie. Grazie ancora al nostro assessore del Comune di Genova e segretario provinciale della Lega di Genova, Francesca Corso. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Fino all'ultima scheda.